Stampa. Che ho sempre la sensazione che iniziamo presto, non hai questa sensazione? Niente, c'è scritto proprio 7:30. Boh, sarà che sono sempre in ritardo, sempre in ritardo. Oh, ragazzi, arrivo qua alle 6 e non mi basta un'ora e mezza. D'altronde se arrivi prima delle 6 non ci sono i giornali, cioè non è che fisicamente ormai non esistono più, ma non sono pronti, ne manca un tocchetto di qua, un tocchetto di là, devi fare il puzzle dei giornali. E come si fa? La vita del giornalista che fa la rassegna stampa, ecco quanti nomi importanti, giornalista, rassegna stampa, ma guardala lì, una delle artiste che ci è venuta a trovare negli studi di Radio Libertà, signori. Approfitto per ricordarvi veramente che siamo l'ultima radio ancora libera, ancora aperta. Sì, siamo aperti, ci potete venire a trovare quando e come volete, dal lunedì al sabato, dalle 8 del mattino, qui siamo aperti anche prima, fino alla sera tarda, e di sabato no, solo fino alle 13, dai, siate gentili. Ci potete venire a salutare negli studi di Milano in via Bellerio 41, zona Aforicentro, passate da Gaia Aulenti naturalmente, poi dopo voi andate sempre non lo so, perché se vi conviene passare di questi tempi, veniteci a salutare. Qui non girano coltelli assolutamente, noi siamo quelli che le prendiamo sempre da tutti quanti, però ci abbiamo fuori l'esercito e un motivo ci sarà, E proprio su questa polemica riguardo l'esercito, la presenza dell'esercito nelle grandi città e non solo, che probabilmente apriremo questa rassegna stampa. Intanto grazie naturalmente a tutti coloro che ci sostengono, che ci aiutano dal punto di vista frinfron economico, certo, perché questa radio vive anche grazie al vostro sostegno attraverso il conto corrente postale 37671294, attraverso il sito internet di Radio Libertà, radiolibertà.net, cliccando Sostienici, bastano 5 euro per dare forza alla nostra radio. E naturalmente grazie a tutti coloro che ci vengono a trovare e sono artisti, registi, scrittori, tutti quanti solo e soltanto indipendenti, cioè non dipendono da nessun grosso grasso interesse, e lo fanno molto spesso per amore della comunicazione e per una propria passione personale che a noi piace soddisfare, soprattutto perché stiamo incontrando delle bellissime persone, dei piccoli tesori musicali e non soltanto. Il buongiorno da Sammy Varini, il buongiorno a Francesco in regia e buongiorno naturalmente a tutti coloro che ci seguono già in macchina per andare al lavoro. Temperatura freschetta, certo, ma ci piace comunque che sarà un'altra bella giornata di sole un po' in tutta Italia. Ricordo subito la possibilità di intervenire in diretta su questa radio inviando un WhatsApp audio, video, scritto, come preferite voi, al 3406709 659. Se state viaggiando fermatevi un attimino, mi raccomando, ma se siete a casa che fate colazione o se siete ancora tra le coperte, cosa c'è di meglio che augurarci il buongiorno? Ed è un piacere naturalmente rendere grazie anche a chi mi rende grazie, Pierluigi. Rendiamo grazie a Sammy Varin che con la sua pazza rassegna stampa ci tiene compagnia tutte le mattine. Grazie Pierluigi, mi dai forza, perché di questi tempi veramente fare la rassegna stampa è già è una cosa che ascoltano in pochi, perché il giornale non lo compra più nessuno, lo vedete, lo stesso Giulio Cainarca che l'ha condotta per 20 anni l'ha mollata a me e si è spostato dopo le 10 a fare una trasmissione più intelligente, no? Ma poi le notizie, la mia fatica è quella di trovare notizie che possano davvero interessarvi, piacervi, tenervi incollati alla radio. Io non so se ci riesco. Da quello che mi dite quando ci incrociamo ai vari eventi della Lega e non soltanto, sembrerebbe piacere, però fatemi sapere ogni tanto se c'è qualcosa che posso migliorare o anche peggiorarla un attimino ancora, perché no? 340 6709 659. Chiaro che
il Sammy Varin, facendo radio da tanti, forse anche troppi anni, ha il sentore di quello che cercano gli ascoltatori, che abbiate 20 anni o che ne abbiate 90 di anni, si cerca di capire, ma si vuole anche rimanere allerta, svegli, bisogna attirare l'attenzione quando fai una trasmissione. La rassegna stampa non è forse il modo migliore di attirare l'attenzione? Lo vedremo, io ci provo anche quest'oggi, d'accordo? E allora tuffiamoci subito. E qualcuno di voi mi sta già scrivendo al 3406709659, dice: dopo tutta questa pappardella scommetto dove ci vuoi portare. Ma cosa dici mai? Vi porto sul nostro quotidiano di riferimento, signori. Il primo quotidiano che legge Sammy Varin è Il Manifesto, quotidiano comunista, solo 1,50 €, quindi conviene anche spendere qualche soldo per leggere la campagna elettorale del Manifesto, e sapete che nelle prossime ore si deciderà quale sarà il sindaco di New York. E attenzione, il sindaco di New York, secondo i sondaggi, o poco cane, potrebbe essere musulmano e socialista. Vi è caduto il biscotto dentro nella tazza, lo so, nella tazza della colazione, of course. Fa la cosa giusta, è il titolo del quotidiano Il Manifesto di quest'oggi. Musulmano e socialista, Mandani si chiama, è il favorito nelle elezioni per il sindaco di New York, contro a tutto l'establishment. Oggi seggi aperti, risultato nella notte italiana. Nell'America di Trump, dalla grande mela può arrivare almeno un segnale di speranza. Il segnale di speranza per i musulmani, non so quanto farebbe felice Trump, che ha già detto insomma che avrebbe dei problemi a far avere i soldi a New York. Naturalmente lui scherza, lo sapete, ormai l'abbiamo capito qual è il tipo Trump, cioè bisogna sempre interpretarlo, mai prenderlo alla lettera. Fatto sta che il Manifesto almeno manifesta la sua campagna elettorale, tifa musulmano, e sicuramente non è l'unico. Partiamo, andiamo. È successo qualcosa nella notte? È successo, sì, purtroppo è morto l'operaio che è rimasto intrappolato nella Torre dei Conti, massaggio cardiaco in ambulanza, la corsa in ospedale, ma non ce l'ha fatta, e lui stesso aveva gridato: non so per quanto riesco a resistere. La Torre dei Conti, e non la Corte dei Conti, come qualcuno potrebbe capir male. È la vignetta di Giannelli sul Corriere, guardala qua, dai, ma che carino Giannelli! Crollo della Torre dei Conti, e Salvini e la Meloni che festeggiano, e uno dietro che dice: ho detto torre, non Corte dei Conti. Non vi sento ridere, scusa, no? Vi state facendo Santa polenta. Titolo principale del Corriere, proprio questo: crollo ai fori, Mosca insulta, cioè il crollo di questa Torre dei Conti è addirittura diventato un caso internazionale. Certo, io sinceramente mi vergognerei, fosse il sindaco di Roma, cioè lasciare una roba così storica in demolizione, sempre più schifosamente abbandonata. Sì, adesso avevano cominciato a puntellarla un attimo perché non cadesse, poi è caduta. A Roma cede una parte della Torre dei Conti, muore un operaio estratto dopo 11 ore, salvi altri 3. Le accuse russe, cosa ha detto la Russia? Sprecate i soldi per Kiev. Attenzione, CQ, qua c'è il primo punto interrogativo.
È vero, secondo voi? Stiamo sprecando i soldi per Kiev senza pensare al nostro paese? Ton, 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 ton. Siamo tutti, com'è che si chiama, Zakharova? Attenzione, perché siamo sul filo del rasoio, ci ascolta la concorrenza, i giornalisti di altre testate. Parole squallide, dice la Farnesina. Fatto sta, Rinaldo Frignani racconta oggi sul Corriere della paura in centro a Roma, vicino ai Fori Imperiali, intorno alle 11:30 di ieri mattina è crollata una parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, in ristrutturazione con i fondi del PNRR, ragazzi, e li stavamo spendendo, no? Travolti 4 operai, uno dei quali è rimasto intrappolato per ore sotto i detriti ed è morto nella notte in ospedale. Un secondo cedimento mentre erano già al lavoro i soccorritori, si indaga per omicidio e disastro colposo, le polemiche con il Cremlino e le vedremo tra poco. Sdegno bipartisan, convocato l'ambasciatore, reazione univoca di sdegno e disappunto per le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, che non è nuova uscite di questo tipo, ragazzi, e la conosciamo, è un po' il Trump in versione russa, capito? E Roma convoca l'ambasciatore russo, chissà cosa gli dirà. Di spalla siamo sul Corriere, interessante l'intervista a Descalzi che parla di energia, l'Eni più forte in Asia per la sicurezza e la transizione. Per l'Eni si apre la nuova frontiera dell'Asia grazie a tech e competenze. Oggi sul Corriere Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, che annuncia l'intesa con Indonesia e Malesia, 15 miliardi di investimenti. 142 euro al mese in più, signori, sugli enti pubblici arriva l'aumento per i dipendenti, peccato che la CGIL abbia detto di no, ma come funziona in questi casi? Cioè, se sei iscritto alla CGIL non te l'aumentano lo stipendio, giusto? Spero. Accoltellata alle spalle, shock in centro a Milano, gesto senza movente, grave una 43enne, fermato l'uomo. E il Corriere vedi com'è asettico, ma la polemica è sugli altri quotidiani perché è vergognoso. Siamo in pieno centro a Milano, siamo in un posto dove girano migliaia di persone e non c'è controllo, non c'è una camionetta dei militari. Tu dici, ma cosa potevano fare i militari? Quello ha tirato fuori il coltello. Sì, si chiama deterrenza, non so se deriva dal verbo latino deterreo, ma comunque deterrenza. Se vedi la camionetta dei militari lì a fianco a te, probabilmente lasci stare di tirare fuori il coltello e coltellare il primo che passa. Oh, ho detto probabilmente. Altra domanda che Sammy Varin vi fa, cari ascoltatori vicini e lontani di Radio Libertà, per caso casuali ascoltatori di Radio Libertà, mi dite la vostra per favore, ho bisogno di voi. Inviate un WhatsApp al 340 6709 659. Ci vorrebbe un po' più di presenza dell'esercito nelle piccole e grandi città? Tu dici, sì, ma è lo Stato, il governo. No, 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 no. Ma continua a ridere questo. È il comune che decide e Milano ha detto no. Perché starebbe male l'esercito, insomma, una camionetta tutta scassata in piazzale Gaolenti, Dai, ma per favore. Accoltellata alla schiena in piazza Gaolenti, grave una donna di 43 anni, funzionaria della regione Lombardia, a colpirla senza motivo un 59enne uscito da poco da una comunità che 10 anni fa aveva compiuto lo stesso gesto nella Bergamasca. Lo ha riconosciuto la sorella gemella e c'è andata di culo, ragazzi, che la sorella gemella ha guardato la televisione, perché altrimenti stavamo ancora a cercarlo e questo probabilmente ritirerà fuori il coltello. Santa polenta. L'aggressione era appena uscito da una comunità, aveva già colpito. Siamo ancora sul Corriere, signori. Già. Attenzione. Oh, cosa si parla?
si parla di Zakharova. Già, nel caffè di Massimo Gramellini, come si fa a non parlare della Zakharova? Mi dovete dire chiaramente con chi state, se secondo voi l'Italia deve continuare a sostenere economicamente l'Ucraina o forse sarebbe meglio pensare anche un po' di più al nostro paese, agli italiani. Mamma mia, Semivarino, oggi sei sul filo del rasoio, attento, attento a te. Maria Zakharova è la portavoce del Ministero degli Esteri russo e ogni giorno deve strapazzare un fatto di cronaca per montare la maionese della propaganda di Putin. Lo scrive Massimo Gramellini sul Corriere. Un lavoro faticoso, immagino piuttosto snervante, ma almeno lei viene pagata per farlo. Da noi in tanti la imitano gratis e non con la stessa brillantezza, va detto. Ieri Zakharova, sfoderando il suo caratteristico sorriso da buttafuori, ha collegato il crollo della Torre dei Conti agli aiuti militari ai resistenti ucraini, stabilendo un nesso tra i soldi negati ai monumenti e quelli dati agli armamenti e profetizzando per l'Italia, finanziatrice di Kiev, un futuro di macerie. La ringraziamo per il pensiero, però vorremmo anche tranquillizzarla. La trascuratezza nella gestione del patrimonio culturale è un nostro marchio di fabbrica e vanta una tradizione bimillenaria. Non sono cose che si improvvisano lì per lì solo per fare un favore a Zelensky o un dispetto a lei. Non dipende dai droni, ma dai pelandroni. Bella questa, Gravellini! Non dipende dai droni, ma dai pelandroni. Stupendo, me lo scrivete sul muro. Questo. Quale muro prendiamo? Qui sono tutti scritti non dai droni, ma dai pelandroni. Zakharova è libera di augurarci tutte le disgrazie che crede, però suona bizzarro che la predica sull'uso a scopi pacifici delle finanze pubbliche ci arrivi proprio dallo Stato, che più di ogni altro investe in armi il denaro sottratto al benessere dei suoi cittadini. Quel popolo russo amatissimo da tanti di noi, ma un po' meno dai suoi capi, che fin dai tempi degli zar lo hanno sempre considerato carne da cannone. Cioè il popolo russo è considerato carne da cannone dai capi, e questo non lo sostiene la propaganda occidentale, ma è citazione Tolstoi. Te capì, Zakharova, Gramellini come te la è, pelo e contropelo, pelandroni. E allora voi non sarete anche voi ascoltatori pelandroni? Inviate un messaggio al 340-6709-659, ditemi la vostra su questo argomento, ragazzi miei, Sosteniamo Kiev, ma pensiamo un pochettino di più anche agli italiani? Bada ben, forse sarebbe il caso, ma attenzione, prima di penetrare il quotidiano Il Corriere, vi faccio godere io con La Verità, anche perché il titolo principale della Verità di oggi è davvero da paura e c'è scritto così: città da paura, titola oggi il quotidiano La Verità. Crescono i reati, in gran parte opera di stranieri, città da paura. È chiaro che oggi, se comprate il quotidiano La Verità, quanto costa? 1,50 euro. Beh, dai, se comprate il manifesto non potete non comprare anche La Verità. Cavolo, è veramente da attaccare sul muro. Lo appendiamo. Donna accoltellata da uno sconosciuto in centro a Milano alle 9 del mattino. Cioè, capite anche sta cosa, ragazzi? Non vorrei rompervi le palline già alle 8:10, signori. O se chi ci segue in replica magari sono le 8:30 di sera. Ma cioè, di solito noi giornalisti estremisti di destra, chiaramente, filo super putiniani, leghisti, celoduristi, eccetera, raccontavamo che non si può uscire dopo le 7 di sera a Milano, a Milano e nelle altre città purtroppo governate ancora dal PD.
adesso non possiamo più dire neanche questo, non dobbiamo più specificare dopo le 7 di sera, non si può più stare tranquilli. Ma anche alle 9 del mattino, ragazzi, in piazzale Gaia Aulenti, Gaia Aulenti, che è una delle piazze più belle, e c'è questo grattacielo di qua, e c'è quell'altro tutto verde di là, e c'è quello che abbiamo visto, insomma, già in alcune zone c'erano gli amici e figli del barcone che ne combinavano di tutti i colori, ma qui il barcone non c'entra nulla, ragazzi miei, niente, no maranza, semplicemente un pazzo che ha tirato fuori il coltello e davanti a tutti ha accoltellato alla schiena la povera donna. Capisci che forse se c'era una camionetta dell'esercito quello lasciava stare? Ma Milano dice no. E infatti attenzione, città da paura, e non è rivolto soltanto a questo pazzo che ha coltellato la donna alle 9 del mattino, ma subito sotto ci sono gli altri esempi. Banda di ragazzini sequestra e tortura un coetaneo per una notte a Torino. I sindaci PD non vogliono, ma serve che tornino subito i militari nelle strade. Signori, quotidiano La Verità da applausi, è un'ora e un quarto di applausi, perché qui dobbiamo riaccendere il colloquio con la sinistra su questi argomenti, capito? Perché loro pensano che, ancora una volta, pensano che ma no, è una percezione l'insicurezza. Percezione sto cavolo, ragazzi. Chissà perché in tutte le città amministrate dalla sinistra succedono queste cose. Oh, siete d'accordo con me? Vi busso sul faccione, sul testone, mi spedite un whatsappone 340 6709 659, anche voi che votate PD, lo so che mi sentite, c'ho anche tanti amici nel campo radiofonico e televisivo che dicono che devono votare a sinistra perché altrimenti non li fanno lavorare, Me lo fate un whatsappone 340 6709 659, anche anonimo se volete, mettete un altro nome, no, beh, me lo scrivono chiaramente, anche artisti eccetera, mi dicono se non dico che sono da quella parte non mi fanno lavorare. Ma nessuno lo scrive sta cosa, cioè lo dice Sammy Varina Radio Libertà, capisci? E c'è un motivo per cui lo dico da questa radio, perché da altre radio non me lo farebbero proprio dire. Dove? La Radio DJ, Dimensione Suono, R101, dici che si possono dire queste cose, ma per piacere, ti vengono a prelevare i gendarmi di Berlusconi o di altri super padroni di casa. Lascia sta. Il giudice Valerio De Gioia, oggi intervistato da Giacomo Amadori sulla Verità. La separazione delle carriere dà piena attuazione ai principi costituzionali. I cavalli di battaglia di chi contesta Nordio non hanno basi giuridiche. Signori, rassegnatevi alla rassegna stampa, non vi farò male, ma anche quest'oggi non si può fare a meno di parlare, certo, del referendum che ci sarà in primavera. Da oggi si può firmare, ok? Chiuso, basta, non ve ne parlo più fino a domani. Siamo sempre in prima pagina sul quotidiano La Verità, che mette anche Fedez piangente, signori. Io non resisto quando vedo Fedez che piange. Mi metto a ridere, non ce la faccio. La conversione di Fedez: a sinistra ti spremono e poi ti voltano le spalle. Io non infierisco, però è tutto vero, ragazzi. Certo, il problema sai qual è? Che questa gente pensa che dire che voto a sinistra, difendere la sinistra, significhi poi avere anche una contropartita. Sì che ce l'hanno, infatti, ma quando la contropartita finisce piagnucolano, capisci? Cioè lo hanno aiutato fino all'altro ieri, compreso chiaramente gender, gay, lesbic, transessual, eccetera, perché lo devi fare lo spettacolo al Festival di Sanremo se vuoi che la sinistra ti applauda, ti faccia salire ancora su quei palchi. Poi quando finisce la moda, purtroppo adesso gira un po' meno, l'uomo in calzamaglia e reggiseno tira un po' meno, meno male.
che adesso piange. Fedez piange e voterà Lega probabilmente. E cosa dobbiamo farci? Pazienza, un voto in più. L'unione si allarga ancora per poter truccare il voto. Attenzione, anche questo è un titolo che non mette nessuno, per quello che la verità oggi è fonte di verità. Ursula, ancora lei, vuole tirare dentro altri 9 paesi, tra cui Ucraina e Turchia, però senza diritto di veto, un precedente pericoloso. Attention my friend, Burioni è già tornato sui social. La credibilità di Burioni è di nuovo sui social. Aveva giurato l'altro giorno mai più, ha resistito pochi giorni e vai. E poi Francesco Bonazzi commenta D'Alema. Devo dire, oggi un po' tutti i quotidiani commentano l'intervista a Massimo D'Alema sul Corriere di ieri. Armi in Colombia, D'Alema imbosca la verità, il Corriere gli regge il sacco. Massimo D'Alema, primo premier ex comunista che appoggiò la NATO nei bombardamenti in Serbia, ricordate? Riscrive la storia in chiave terzomondista, favorevole ai cinesi, ma glissa sulla vicenda delle armi alla Colombia, e il Corriere gli dà manforte, non mettendo il dito nella piaga, o semplicemente il giornalista, che sembra anche molto in gamba, è vero, se n'è dimenticato. Bene, la prima pagina del quotidiano La Verità, che mi sento di esplorare subito. So che vi faccio un favore, certo, a voi che magari mi spegnete tra 10 minuti perché arrivate in ufficio. Allora subito entro dentro a pagina 2 del quotidiano La Verità. Gli stranieri sono il 10%, eppure 6 rapine su 10 le commettono loro. Allora, chiaramente non c'entra niente con l'accoltellamento di ieri in piazza Gaia Aulenti, però sono gli ultimi sondaggi, gli ultimi risultati di ricerche. Francesca Ronchina, pagina 2, ci spiega altro che percezione di insicurezza, sempre quel termine tanto caro alla sinistra. I dati parlano chiaro. È un boom di reati, non è percezione, è insicurezza, soprattutto microcriminalità di strada, e tra gli autori il primato lo detengono gli stranieri. Ma guarda, quella radio che si chiama Libertà ancora una volta parla male degli immigrati, soprattutto nel caso di furti, scippi e rapine. 6 arrestati su 10 sono proprio immigrati. Nonostante ci sia ancora chi preferisca mettere la testa sotto il tappeto, parlare di pura propaganda, la banca dati interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno fotografa una realtà ben nota sicuramente alle cronache, e che vede il 2024 confermarsi come il secondo anno di fila in cui vengono superati i livelli di criminalità pre-Covid. Con un totale di 2,38 milioni di reati, addirittura 6.500 al giorno, l'anno scorso ha registrato 40.000 casi in più rispetto al 2023 e ben 80.000 rispetto a prima della pandemia. Quanto agli autori, il primato si deve agli stranieri, che tra regolari e irregolari rappresentano il 34,7% dei denunciati, percentuale che nel caso dei reati predatori balza al 60% e tocca il 69 se si parla di furti con destrezza. Una fotografia impietosa, anche perché basata sul numero delle denunce, uno dei dati più attendibili se si vuole leggere l'impatto dell'immigrazione sulla sicurezza in Italia, a partire da quello degli stranieri, che tra regolari e irregolari attualmente rappresentano il 10% dell'intera popolazione. Uno degli escamotage più gettonati dai negazionisti della correlazione stranieri-reati è quello di ricorrere al numero dei detenuti, generalmente stabile attorno al 32%. In realtà, se letti bene, questi stessi dati sono tutt'altro che confortanti e rappresentano un boomerang, perché significa che gli stranieri delinquono almeno 3,2 volte più degli italiani.
Non solo, i dati sui carcerati non sono dei buoni indicatori perché gli stranieri, spesso in condizioni economiche svantaggiose, privi di una rete di contenimento, hanno minori possibilità di accedere alle misure alternative al carcere e possono finire dietro le sbarre più facilmente degli italiani. Molto più attendibili invece i dati sulle denunce, proprio quelli diffusi dal Viminale, perché in questo caso il peso delle condizioni ambientali è pressoché minimo e sono dati più puliti, talmente puliti da essere spiazzanti. Paginone oggi sul quotidiano La Verità riguardo gli stranieri, 10%, eppure 6 rapine su 10 le commettono loro. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ragazzi, sono ricordi splendidi. Romeo and Juliet, 1968, musica di Andy Williams, Time for Us, in questa interpretazione di George Davidson, classe 1972, nato in Canada, cresciuto sull'isola di Guernsey. Il suo stile musicale intende infondere e fondere la bellezza della musica
classica con elementi moderni, creando un suono distintivo e accattivante. George Davidson, così dovete scrivere su YouTube, saltano fuori tante belle composizioni, tanti remake, tante cover, ma non soltanto, e questo è un pezzo indimenticabile da Giulietto Romeo e chiaramente lo dedichiamo a tutti coloro che hanno vissuto quegli anni e che solo a risentire questi pezzi gli scendono i lacrimoni. E noi grandicelli, anche io che non sono gigantesco, nel senso che non ho ancora compiuto i 60, sono giovane, cosa credi? Però ho dei ricordi fantastici come colonne sonore, ecco, la mia vita è stata una colonna sonora, visto che posseggo un padre che ne ha fatte di tutti i colori, con la cinepresa, il baracchino, la radio, il cinema di quegli anni molto indipendente, dove bisognava pistare i filmini 8 mm o Super 8 e poi mettergli la musica e il parlato. Che tempi! Io che ero bambino, dalla mia cameretta sentivo tutta la notte tutti questi rumori, queste colonne sonore, sono ricordi, sono ricordi. Ma sì, Sammy, te la cavi tra un ululato e l'altro, grazie, grazie. Beh, servo a questo, ululando vi tengo svegli e soprattutto attiriamo l'attenzione. Coloro che girano un po' tra i canali si accorgono, ma cosa succede? Ma cosa fa questo? Fa rumore, faccio anche rumore, sì, faccio anche rumore. Il cofondatore di Greenpeace si è accorto che la CO2 serve alla vita, non al riscaldamento globale, bontà sua. E ora chi lo dice ai depravati dell'Unione Europea? Qui in Valle Camonica neve, grande Marco, sì, anch'io. Sarà interessante vedere le donne emancipate di New York velate. È vero, vince il musulmano, pare. Chissà perché ai lazzaroni statali viene dato l'aumento, invece a chi lavora aumentano solo le spese. Solita incetta di voti comprati, scrivono. Chiedo per un amico come mai lo Stato minuscolo italiano è il più obeso di nulla facenti strapagati. Caro ascoltatore, quante ne dovremmo dire su questo fronte? Viva Putin che non ci è costato 3 miliardi. Oh ragazzi, qui gli aizi Semivarin, ha ragione la Zakharova, punto, scrive Paolo. Pericolosissima oggi questa trasmissione. Mi sembra giusto, diamo armi al criminale di guerra ucraina, perciò bombe su di noi. Spero prendano di mira la capitale. Stiamo scherzando, naturalmente. Sammy Varin, ma che cosa izzi tu? Sì, sono d'accordo, perché, caro Sammy, mettendo da parte il falso buonismo, se Zelensky non avesse ricevuto tutte quelle armi, non avrebbe potuto combattere così a lungo e il Donbass, che aveva dichiarato di volersi annettere alla Russia, lo avrebbe ottenuto e l'Ucraina non sarebbe oggi rasa al suolo con tanti morti. Quel comico doveva rispettare gli accordi, ci scrive Luciana. Sto leggendo i vostri messaggi potentissimi al 340-6709-659. Non l'esercito in genere, io propongo i lagunari della San Marco a Milano. Oddio, stonano un attimino, però ci possono stare, si seccano un attimino perché qui abbiamo poca acqua in quella piazza, però ancora WhatsApp, certo che stiamo bruciando i nostri soldi per Kiev, ha ragione Mosca, ha ragione il buonsenso, Tajani sta zitto che è meglio, è ora di mollare la propaganda di Gramellini, per il Corriere su Zakharova, è ora di mollare Zelensky, si è già fatto anche troppi soldi nostri, basta, l'Ucraina ci sta dissanguando e Gramellini gode, vergogna sempre più stupidi. Io sto con Putin, non ti piace? Mi dispiace, a me sì. Abbiamo ancora troppe teste di sinistra perché un paese vada meglio, ma non è detto che ci debba essere solo la destra al governo. Tan ta da da. Buongiorno Sammy, oggi denigriamo la Russia per una giusta considerazione della loro portavoce. Quanto abbiamo speso finora senza risultati per il sostegno a Kiev? Tutte risorse buttate. Ci siamo dimenticati in fretta delle dichiarazioni pro Putin del segretario. Che coerenza, ragazzi, vi sto istigando, stanno arrivando decine di messaggi al 340 6709 659.
comincio a temere il licenziamento. Scherzo, ma ci mancherebbe, anzi, più ne spedite più facciamo vedere che siamo una radio che fa parlare la gente, e c'è un certo malumore, diciamo così, un certo malumore che arriva e che trasuda anche dal quotidiano La Verità di quest'oggi. Parliamo dei reati, tantissimi, fatti dagli stranieri, che sono pochissimi. Accoltellata in centro in pieno giorno, Milano nel caos, sinistra contro Sala. Attenzione, pagina 3 del quotidiano La Verità. Una donna aggredita alle 9 nella frequentatissima piazza Gaolenti. Il colpevole arrestato in serata. La sorella l'aveva riconosciuto nel video diffuso dai carabinieri. 10 anni fa aveva compiuto un atto simile. E chiaramente, signori, non so cosa dice la sinistra. Adesso vediamo. Il fatto riaccende il dibattito sulla sicurezza a Milano, mentre i nuovi dati del Ministero dell'Interno, pubblicati da Sole 24 Ore, mostrano un aumento dei reati nel 2024, soprattutto, come vi dicevo, nella microcriminalità di strada. Qui ripete nell'articolo le stesse cose che vi ho detto poco fa. Le altre sì, e poi c'è Samuele Piscina, consigliere comunale e segretario provinciale della Lega di Milano, che ha ribadito ancora una volta che Milano è da anni la città più insicura d'Italia. Il sindaco Sala ha trattenuto le deleghe alla sicurezza senza esercitarle, e questo è vero, signori, sembra incredibile, ma da quando a lui le deleghe è andato tutto a catafascio. Non c'è nessuno che se ne occupa di sicurezza a Milano. Sveglia! Invalido torturato da una baby gang, botte, sputi e bagno nudo nel fiume. Oh, qui siamo a Torino, guarda un po', un'altra città amministrata dal PD. Notte da incubo per uno studente di 15 anni sequestrato in casa da 3 coetanei con precedenti. La madre della vittima l'hanno rasato e costretto a gettarsi in acqua. Nella banda anche una maranza, ok? Una maranza. Vado avanti, perché a pagina 5 un'altra verità sul quotidiano La Verità, l'articolo di Maurizio Belpietro: la sinistra assolve gli stranieri delinquenti. In aumento la criminalità, furti, rapine, stupri ad opera dei clandestini, ma i progressisti insistono con le loro tesi difensive, che vengono suffragate pure dalla Bocconi. Reati per ragioni economiche. Gli immigrati regolari pericolosi come gli italiani. Il politicamente corretto viene usato dai compagni per alterare i dati. Per l'università, le violenze sessuali sono frutto dello sradicamento sociale. Attenzione! Coltellate in via Gaia, in piazzale Gaolenti, coltellate in Inghilterra. Oh, quasi quasi mi viene voglia di dare ragione alla sinistra, che vuole proibire i coltelli, ragazzi. È come gli Hare Krishna. Haribo, andate al ristorante degli Hare Krishna dietro il Duomo e si mangia benissimo, ragazzi. Io ci ho portato ogni mia fidanzata. Era la prova d'amore. Assolutamente sì. Se mi amava doveva venire al ristorante Hare Krishna, e qualcuna ha resistito, devo dire. L'ultima, Marta, che ho sposato. Sì, non ti danno il coltello al ristorante Hare Krishna perché è simbolo di violenza. Bene, non è che sono di sinistra gli Hare Krishna, ma no, mi state ascoltando, siete in tantissimi. Che cavolo, cos'è sta cosa? Coltellate sul treno in Inghilterra. Assalitore seriale perché è libero. Il sospetto avrebbe colpito in altre stazioni. In Inghilterra record di omicidi con arma da taglio. Ma non è che adesso sta andando veramente di moda Ucutieddu, che tu dici non è mai andato fuori moda in certe zone d'Italia, certo, ma adesso si usa anche il macetino da tasca, molto comodo, perché si ripiega, no? E quindi perché
così tante persone vanno in giro col coltello. Ragazzi, ne parliamo è tra gli argomenti che ho in rassegna stampa. Fatto sta che collegate le coltellate sul treno in Inghilterra, la coltellata in Gaolenti, cosa sta succedendo? Chiaramente lo chiedo a voi, 340670969, dove stiamo sbagliando? Sicuramente non sbaglia Fedez, che a pagina 21 della Verità per Radical Tilt dichiara: la sinistra ti spreme, poi ti volta le spalle. Poverino, le sento le vostre voci, mago Sammy Varin, lo so che dite questa cosa, io non lo so se vi stia simpatico o antipatico, qualche pezzo carino l'ha anche fatto, è comunque un tipino, rapper, personaggio TV, ora memorialista. Fedez si mette a nudo in un libro sorprendente, cazzo ha scritto il libro anche lui, ho dovuto distruggere tutto per ripartire, quando avevo il cancro Salvini mi scriveva costantemente per sapere come stessi. Qualcuno pensa, dice, non vedeva l'ora che te ne andavi. Dai, non dire ste scemenze. Persone come Conte o Di Maio sono sparite. Scherzi a parte, Matteo Salvini lo conosciamo bene, è stato il nostro direttore, conosciamo la sua umanità ed è speciale, è un personaggio speciale proprio per questo. Poi è stato distrutto da tutti i quotidiani in questi anni. Bene. No, bene un corno, che ha scritto anche Fedez il libro, non sono per niente contento, però il fatto che la Verità gli dedichi un paginone a pagina 21 mi sorprende e mi amareggia. Il cantante dice: non ho grande stima di Zan, la sua legge era scritta male, cioè capisce, adesso fa le dichiarazioni che sembra un leghista celodurista. L'amara rivelazione, io e mia moglie eravamo diventati un fenomeno pop, ragazzi, sta dicendo quello che pensiamo tutti noi. Vabbè, decidete voi che cosa fare. Volete comprare la Verità? Ne vale la pena, chiaro. Questa pagina magari la saltate. Andiamo su Avvenire. Anche qui, signore e signori, un titolo che non vi aspettate. Lo sapete come titola oggi il quotidiano di ispirazione cattolica? Lo sceriffo è tornato. Oh, si intensifica la pressione degli USA, obiettivi far cadere Maduro, incidere sugli equilibri africani. Lo sceriffo è tornato. Portaerei e Marine verso le coste del Venezuela, minacce di invasione alla Nigeria. Trump parla di lotta alla droga e di difesa dei cristiani, ma c'entra anche il petrolio. Lo sceriffo è tornato. Al posto di essere contento, cioè, difesa dei cristiani, lotta alla droga. Lo sceriffo è tornato. Ma da che parte sta a venire, secondo voi? Milano, l'annuncio della ministra Roccella. Più cooperazione a una rete, titolo alle famiglie, 52 milioni per rilanciare le adozioni. Che è importante, importantissimo, ragazzi, le adozioni, togliere bambini dagli orfanotrofi. Il problema, secondo me, è a chi li dai in mano questi bambini. Semplifichiamo la burocrazia, punto di domanda? Ma a chi lo diamo il bambino? Perché troppo spesso pare che determinate categorie abbiano un percorso più veloce. Un segnale concreto per rimettere al centro la bellezza dell'accoglienza. Cosa c'entra la bellezza dell'accoglienza? Boh. Alla dicono sempre le stesse parole questi pretoni. Alla Biennale dedicata ad affido e adozioni in corso a Milano arriva l'annuncio di nuovi fondi per sostenere le coppie che scelgono percorsi adottivi internazionali. Il piano prevede contributi diretti per le famiglie con procedure in corso, incentivi per l'adozione di minori con bisogni speciali, rimborsi più alti per le spese contenute. Va bene, prima pagina del quotidiano Avvenire. Torno sul Corriere, so che mi aspettavate lì sul varco, e vado all'interno.
attacco shock di Zakharova all'Italia e Roma convoca l'ambasciatore. Sprecate i soldi per Kiev e il paese crolla. Tajani, volgarità, sdegno bipartisan, silenzio dei 5 Stelle. E poi c'è il ritratto di questa Maria Zakharova, la direttrice del Dipartimento di Informazione e Stampa del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa. Gli strali contro i giornalisti, l'ossessione per Mattarella, la portavoce senza freni. Dall'invasione dell'Ucraina un crescendo di accuse. Non è la prima volta, non sarà l'ultima. Gli attacchi di Maria Zakharova all'Italia sono diventati un leitmotiv dal 24 febbraio 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina. La portavoce del ministro degli esteri russo Lavrov, esponente del partito Russia Unita, si è scagliata a più riprese contro le autorità italiane accusate di essere russofobe e di solidarizzare con i neonazisti ucraini. Sarà che l'Italia le è sempre piaciuta. Nel dicembre 2022, quando le sanzioni contro la Russia erano già scattate e lei era stata inserita nella lista delle persone bandite dai viaggi in Occidente, Zakharova inviò all'allora ambasciatore Giorgio Starace questo WhatsApp: tu non hai idea di quanto mi manchi Roma. E non è che fossero così in confidenza. Uno dei suoi bersagli prediletti è Sergio Mattarella. Lo scorso febbraio lo aveva accusato di parallelismi storici scandalosi e francamente falsi, perché durante la consegna dell'onorificenza di dottore honoris causa all'Università francese di Aix-Marseille, il Presidente della Repubblica aveva paragonato l'aggressione di Mosca a Kiev al progetto del Terzo Reich in Europa. A marzo lo aveva tacciato di diffondere menzogne e disinformazione quando, durante il suo intervento al Memoriale della Pace a Hiroshima, disse che Mosca era promotrice di una rinnovata e pericolosa narrativa nucleare. E quando la Farnesina aveva convocato l'ambasciatore Paromov per protestare, lei aveva commentato: non hanno nulla con cui difendersi, perciò hanno deciso di attaccare. E poi va avanti con i potenti attacchi della Zakharova contro Mattarella e non soltanto. Roba pesante. Corriere, certo, siamo sul Corriere della Sera, sicuramente. Giro di nuovo la pagina, dove siamo arrivati? Siamo arrivati a pagina 5 e naturalmente si parla dell'agguato. Quando 10 anni fa ferì 2 anziani, sono frustrato, ucciderò le donne, aveva dichiarato. Primi assalti nella Bergamasca, aveva appena lasciato la comunità per comportamenti pericolosi. E un po' più in basso, ma guarda un po', lo scrive anche il Corriere, il boom dei reati di strada, l'allarme dei sindaci, più poliziotti e risorse, il 23% dei crimini tra Milano, Firenze e Roma, tutte città in mano al PD. E si ripete, devo dire, paro paro, è quello che c'è scritto anche sui giornali non di sinistra. È vero, Milano in testa alla classifica, i cui dati allarmanti, proprio la voce dei reati di strada, sono planati sulle scrivanie degli amministratori pubblici italiani, facendo della classifica una leva istantanea del dibattito politico. Milano al primo posto per i reati di strada. Naturalmente aspetto anche da voi ascoltatori un consiglietto. 3406709 È vero? Che cosa si può fare? Nonostante i molteplici annunci elettorali, il governo continua a non dare nessuna risposta e a fare solo propaganda, dice. E chi è questa? Sara Funaro. Aumentano furti, scippi e rapine nel 2024, attacca il presidente dei 5 Stelle Conte. Aumentano gli sbarchi. Cosa stanno facendo al governo? Hanno tagliato i fondi a 15 ministeri. Cosa c'entrerà mai? Sicurezza ai migranti, temi identitari sono in là per la Lega, che con la vice segretaria Sardone definisce preoccupante l'incidenza dei migranti, in particolare clandestini, tra gli arrestati
arrestati e sono i sindaci tra i primi a leggere in controluce i dati. C'è chi lo fa chiamando in causa il governo, come dicevo, Sara Funaro, che da Firenze fa muro dicendo nonostante i molteplici annunci elettorali il governo continua a non dare nessuna risposta, a fare solo propaganda, rivendicando quanto fatto sul territorio, mentre da Roma niente risorse nella manovra e non pervenuti gli agenti in più che chiediamo da tempo e bla 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 bla. Fatto sta che l'esercito qui non viene assolutamente preso in considerazione. Giro di nuovo la pagina, sono ancora sul quotidiano Il Corriere e si parla, perché no, anche un po' di colore, perché si sta per votare. Pacchi di pasta o accendini doppietta, la gara dei gadget tra i candidati, dai vasetti di miele buono ai set per le unghie, le idee per convincere gli elettori alle regionali. E insomma, dai, si vota in Puglia, il PD De Caro canta un brano rap, in Campania Bandecchi arriva in elicottero, si vota in Veneto, dal vice sindaco di Montebelluna caffè con il proprio volto, miscela tostissima, non è più di moda darti solo la scarpa e poi l'altra te la do se mi hai votato, non è più di moda, sappiatelo. E in Calabria Occhiuto vara la nuova giunta e il suo vice sarà un leghista, un esecutivo a forte trazione azzurra. Roberto Occhiuto, Forza Italia, ha varato ieri la nuova giunta della Calabria, 6 assessori su 7 candidati alle regionali, 5 dei quali eletti, un tecnico, 2 donne, il governatore che tiene per sé deleghe di peso come salute, cultura, rapporti con l'UE, protezione civile e infrastrutture. La nuova giunta è il risultato dei rapporti di forza usciti dal voto del 5 e 6 ottobre, con il 30% dei consensi al centrodestra intercettati da Forza Italia e dalla lista del presidente, il cui peso totale è arrivato a quota 5, compreso lo stesso governatore. Gli assessori Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Eulalia Micheli, Marcello Minenna. Poi in un secondo tempo arriverà anche la sesta nomina di area, quella alla presidenza del Consiglio regionale, che andrà a Salvatore Cirillo. Una scelta questa che ha causato frizioni con la Lega, che per la guida di Palazzo Campanella puntava alla riconferma dell'uscente Filippo Mancuso, nominato alla fine vicepresidente con deleghe a lavori pubblici e urbanistica. Fratelli d'Italia incassa invece 2 assessori, Giovanni Calabrese e Antonio Montuoro, al bilancio il tecnico Marcello Minenna. E naturalmente buon lavoro alla giunta calabrese. Giro di nuovo pagina, sono ancora sul Corriere, oggi pienissimo di segnalazioni, anche per fare polemica, certo. A proposito di energia, Eni più globale, si apre la nuova frontiera dell'Asia grazie a tech e competenze. Oggi il Corriere intervista Claudio Descalzi. L'intesa su Indonesia e Malesia, investimenti per 15 miliardi, dall'Africa al Sud America la ricerca di fonti per la transizione e la sicurezza. Per crescere puoi comprare altre aziende o fare come noi, trovare nuovi giacimenti e risorse e valorizzarli, previsti fino a 500.000 barili al giorno. Sulla transizione, la transizione è un processo lungo in cui combinare strategie di decarbonizzazione con la necessità di finanza per gli investimenti necessari. Daniele Manca oggi sul Corriere intervista l'amministratore di Eni, Claudio Descalzi. Giro di nuovo la pagina e si parla dell'assalitore del treno inglese che aveva già colpito altre persone, la folle corsa di 24 ore tra il Cambridgeshire e Londra con un pugnale in mano. Paginone che ripercorre tutto ciò che è accaduto in Inghilterra. Tornando poi all'Italia, anche qua ragazzi succedono cose molto strane, soprattutto nei giorni intorno ad Halloween. Io non voglio lanciare un allarme, ma questo mi preoccupa molto, soprattutto chiaramente io ho 2 figli di 14 anni, chi ha figli o nipoti intorno a quell'età, attenzione perché questi vogliono fare cose strane, cose brutte, cose orribili, cose diverse nei giorni intorno ad Halloween. Vi raccontano che vanno da un amico a dormire e questa già comunque a 14 anni è una cosa che va controllata
e poi girano per la città senza meta, in cerca di avventure, in cerca di emozioni probabilmente, emozioni non gli bastano più quelle del telefonino in questo caso, ma non sanno che cosa incontrano e proprio questo non sapere probabilmente li eccita ancora di più e spesso e volentieri incontrano cose molto brutte. La notte degli orrori e la denuncia, scrive il Corriere a pagina 21, il quindicenne io seviziato dai bulli. Moncalieri sequestrato e torturato ad Halloween. 3 indagati, uno era un suo ex compagno di classe. Il quindicenne di Moncalieri, secondo la sua ricostruzione al PM dei minorenni e quella della madre, che per prima ha sporto denuncia, sarebbe stato sequestrato e seviziato la notte di Halloween da altri 3 minori. Indagati dalla procura dei minorenni per sequestro di persona, violenza privata e lesioni, hanno 16 anni, c'è una ragazza, 15 e 14 i 2 ragazzi. Il quindicenne era stato compagno di classe della vittima alle scuole medie. In taglio basso l'omicidio a Messina, scampato all'agguato, cercavano me, Giuseppe non c'entrava. E l'altro, ucciso a Napoli, si indaga sullo spaccio, abbiamo sparato perché aggrediti i dubbi sulla confessione. Insomma, un intero paginone con la terribile cronaca di questi giorni e ribadisco e discoriba, oggi avere dei figli diventa una preoccupazione. Ultima segnalazione con il Fatto Quotidiano, regionali, Parlamento in ferie, lavora solo 2 giorni su 7. Sì, per 2 mesi in aula martedì e mercoledì causa eventi elettorali, denuncia il Fatto Quotidiano. Da inizio ottobre il tacito accordo tra i capigruppo di tutti i partiti, destra e sinistra, si resta in aula solo 1 giorno e mezzo, così da lasciare tempo libero agli eletti per la campagna elettorale delle amministrative. Titolo principale invece per Nordio che vende sogni, mai più inchieste sui ministri. La confessione, cita Mastella, la riforma conviene anche al Partito Democratico, ma soprattutto niente più duelli TV, il ministro li blocca con i veti e promette impunità di casta. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica aumenta in maniera decisa sul nostro paese, in mattinata ampio soleggiamento, salvo innocui addensamenti quasi esclusivamente sul basso Tirreno e in Puglia. Locali foschie e nebbie in pianura al nord. Nel pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-nord, qualche nube in più al meridione, ma in genere senza precipitazioni significative. Temperature attese in leggero aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche, cari amici di Radio Libertà, allora siamo pronti, l'olio nuovo sta scendendo dal frantoio, un momento importante, e anche le confezioni di Natale sono praticamente pronte. Le potete trovare, tenete d'occhio il sito olioacerbis.com, oppure per informazioni chiamate 030 68 40 408. Insomma, a Natale, se volete fare un regalo bello, dopo se uno vuole regalare il ciondolino, la berrettina, alienarsi perché cosa gli regaliamo? No, perché la scarpina che canta e la calzina che fa le feste l'abbiamo già regalata l'anno scorso. Insomma, seduti, chiamate 030 68 40 408, regalate olio Acerbis e specialità gastronomiche Acerbis, che non si trova nei negozi. Chi riceverà o la confezione da 50 euro, da 59, da 75 o da 79, o la latta bellissima da 5 litri, e assaggerà questi prodotti, specialmente chiaramente l'olio, vi chiamerà e vi dirà: guarda,
mi hai fatto un regalo bello. Fosse anche la confezione Stella che costa 50 euro, regalate genuinità, italianità e sempre presente come prima cosa la poesia in pergamena per dare un senso importante a questa festività. 030 68 44 08. Chiamate e informatevi sulle nostre confezioni natalizie Acerbis 2025. Qualcosa di unico, di bello, di italiano e di genuino. Oppure olioacerbis.com. Grazie, alla prossima. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
tutti, sono Wanda Pacifico e voglio ringraziare tutti gli ascoltatori di Radio Libertà per avermi ascoltato e per aver ascoltato il mio brano che si chiama One for Gary, che è stato pensato e scritto appositamente per dedicarlo al compianto artista nonché chitarrista, enorme chitarrista Gary Moore. E ringrazio tutti, un saluto, ciao. Ed è un piacere, grazie a Wanda Pacifico che trovate facilmente su YouTube con un bell'album, non tutto suonato, anche cantato. Questo era One for Gary. Sono le 8:38, buongiorno, Sammy Varin, Radio Libertà, grazie a chi ha acceso la Radio DAB, Digital Radio sulla propria autoradio, ma anche con un semplice sintonizzatore da casa, ormai in vendita ovunque, al posto che schiacciare FM, siete un po' stanchi delle solite radio, pigiate il tastino DAB, DAB e scoprite un fracco di radio nuove, tra cui Radio Libertà. Ma noi ci trovate anche sul sito radiolibertà.net, potete scaricare la nostra applicazione sul vostro cellulare e portarci ovunque, oppure su YouTube e Facebook cercando Radio Libertà, ma soprattutto per questa rassegna stampa anche sulla pagina di Lega Salvini Premier. Più di 1 milione di follower e grazie a tutti coloro che schiacceranno il tastino condividi per spostare questa trasmissione all'attenzione anche di parenti o amici. La parola percezione, certo, stiamo parlando di sicurezza o meglio di insicurezza dopo quello che è accaduto in Gaia Lenti nella bellissima piazza di Milano, la più bella, la più elegante, la più ricca forse, e soprattutto il fatto che il fattaccio sia avvenuto alle 9 del mattino. Non potremo più dire che dopo le 7 di sera non si può più uscire, non si può più stare tranquilli a Milano. No, neanche alla mattina presto. Se il 10% della popolazione X compie 6 reati su 10, significa che compie 13,5 volte più reati del resto della popolazione. Brava Marina, tutto vero, e stiamo parlando male degli immigrati naturalmente, ma è tutto vero purtroppo. Dunque a New York la storia delle Torri Gemelle non insegna, cara Clara, vediamo ora di notte se a New York sarà eletto il sindaco musulmano. Se non gli danno delle frustate sulle gambe a questi Maranza, faranno sempre peggio. Ma cosa si pretende dalla Russia dopo tutte le porcate che noi abbiamo detto contro Putin, cominciando da Mattarella? Ma chi crediamo di essere nel giusto? No, non lo siamo, signori. Oggi siete dei cavalli imbizzarriti e io avverto tutti gli ascoltatori ben pensanti con la puzzettina sotto il naso, va via, girate su Radio Popolare, girate su Radio 24, girate su Rai 1 se volete, il collaudatore di rassegne stampa molto professionale che vi legge soltanto gli articoli. No, qui vi leggiamo le cose che vi fanno arrabbiare. Tutto vero, è tutto scritto sui giornali, non invento nulla, neanche le battute, pure quelle sono scritte sui giornali. La babbiona cotonata di Bruxelles, chi sarà mai? Perde voti e allora vuol far votare gli ucraini pretendendoli nell'Unione Europea. No, non li fa votare, dai, proprio come il PD che vuole i barconi. Si fottano entrambi. È chiaro, questo ascoltatore. Zakharova for president, mamma signor, questa è la migliore rassegna stampa non autoreferenziale, notizie serie date con intelligenza. Antonia, ma sei seria a dire questa cosa? Cioè, anche Francesco mi sta guardando come per dire ha sbagliato canale. La signora Zakharova ha ragione, meno male che lei c'è. Quello che dichiara è la verità ignorata, scrive Ombretta. Mamma mia, qui andiamo nei casini oggi. Sammy si deve dotare ogni poliziotto del taser e legiferare affinché se un soggetto colto in flagrante di delitto dovesse soccombere, cavoli suoi, perché era stato avvisato dell'uso da parte del poliziotto che lo stringeva in mano, scrive Luciana.
La Zakharova dice la verità, in questa povera Italietta ci si scandalizza. Siamo dei burattini, scrive un altro. Siete dei pazzi, ma andate avanti così perché io giustamente vi ho istigato e come ascoltatori normali state dicendo il vostro pensiero. Come? Lo ricordo, inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Continuate perché io sono qua tutta la mattina, sono in onda oggi fino alle 9:30, ma poi alle 11 ritorno in onda tra le 11 e mezzogiorno e ci divertiamo. Crollo a Roma, Putin ride. Questo è il titolo del quotidiano Il Giornale. Cede parte della Torre dei Conti, operaio estratto vivo dopo 11 ore, abbiamo sentito che purtroppo non ce l'ha fatta. Mosca insulta l'Italia che spende per Kiev e scontro con la Farnesina. Di spalla a sinistra, il primo sondaggio, giustizia, il 56% voterà sì al referendum. La prima doccia gelata per la sinistra. I sondaggi danno il sì in testa al referendum confermativo sulla riforma per la separazione delle carriere nella magistratura. Ricordiamolo, è un referendum confermativo, quindi anche se andiamo in 10 a votare, se la maggioranza vota sì, punto, è confermata. Te che bel! Accoltellata in centro, panico a Milano. Un 59enne sbandato pugnala una donna e fugge, la sorella lo fa catturare. Il precedente nel 2015 quando colpì 2 anziani. La femminista scelta dal Movimento 5 Stelle, senti questa, insultava Mattarella in chat. È nella commissione diritti. Flavia Carlini, che nelle chat private definiva Sergio Mattarella vecchio di M, oltre a essere una nota attivista, è anche vicepresidente dell'intergruppo parlamentare su diritti fondamentali della persona. Ah, però Luigi Mascheroni sul quotidiano Il Giornale, su Giù la maschera, per parlare di Massimo D'Alema, oggi curiosamente citato in prima pagina sia dal giornale che dal quotidiano La Stampa. L'intervista con Massimo D'Alema ieri sul Corriere. Di Massimo D'Alema, uomo del quale non si afferra mai del tutto quel che dice, e quando lo afferri è anche peggio, non abbiamo mai capito un paio di cose. Se il comunismo ha iniziato a fargli schifo quando è diventato ricco o già prima, e se è tanto contento del fatto che la Cina dominerà il mondo perché così si dimostra che avevano ragione i comunisti, oppure c'è qualche altro motivo. Insomma, è proprio per interpretarlo meglio che leggiamo ogni nuova intervista di D'Alema, come quella bellissima che ha rilasciato ieri ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. E lì parte la promozione di Ellis Line. Un conto è difendere la sinistra, un altro è difenderne i fallimenti. Ci siamo trovati d'accordo con lui su molte cose, anche quando a un certo punto ha ricordato un aneddoto rivelatore. Protagonista lui e Giancarlo Paietta, il ragazzo rosso che era già iscritto al PC nel 25 a 16 anni. E insomma, una volta, ricorda D'Alema, feci un bellissimo comizio con Paietta che alla fine mi disse: tu sei bravissimo a farli, ma non devi mai lasciarti convincere dai tuoi comizi. Quelli sono fatti per convincere gli altri. Una frase che è autobiografia stessa dei comunisti e di D'Alema. Gente che non crede mai a quello che dice. Però, insomma, a noi il personaggio fa simpatia. Spiace solo che D'Alema, uno che ha lottato contro la superbia tutta la vita, perdendo ogni singola battaglia, alla fine dica, commiserandosi, che tutti i suoi collaboratori lo hanno tradito e che i dalemiani non esistono. Non ti sminuire, Massimo, sei molto peggio di quello che pensi. Così Luigi Mascheroni quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, e per par condicio, signore e signori, vado sul quotidiano La Stampa, che oggi con Mattia Feltri e il suo buongiorno titola I conviventi. Da grande appassionato di Massimo D'Alema mi sono divorato la bella e lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo.
Su ogni risposta, non avessimo tutti più prosaiche incombenze quotidiane, si potrebbero aprire interi capitoli di psicologia e politologia dalemiana. E meno male che abbiamo altro da fare, ragazzi. Io mi ritaglio però questo spazio e questo tempo per sottoporvi un solo brevissimo passaggio nel quale l'intervistato esorta l'Occidente a infittire rapporti con la Cina senza puzza sotto il naso. I nostri principi, ha detto D'Alema, non sono un assoluto, devono convivere con i principi degli altri. In Cina, aggiungerà subito dopo, un seguito molto interessante, molto interessante convegno di studi confuciani. Può darsi sia vero che gli occidentali considerino spesso migliori i loro principi, ma il problema è nel caso cinese con quali principi dovremmo precisamente convivere. Perché, per esempio, mi ricordo di quando nell'89 gli studenti provarono a suggerire qualche principio alternativo in piazza Tiananmen e finirono sotto i cingoli dei carri armati. Guarda caso, proprio in questi giorni sto finendo un libro di Mo Yan, cinese, premio Nobel per la letteratura, si chiama Grande seno, fianchi larghi e racconta un'epopea familiare degli anni 30 e primi 2000. Ecco, non è una scoperta, ma lui lo racconta bene che lì nei decenni la convivenza dei principi non ha funzionato granché, finiva sempre più o meno come in piazza Tiananmen, che Mo Yan, seppur dissidente, non cita, forse perché coi principi è meglio andarci piano anche per lui, ma è comunque sempre un incanto riscoprire con quali principi convivevano quelli di D'Alema. Così il quotidiano La Stampa, anche lui parla dell'intervistona Massimo D'Alemone ieri sul quotidiano Il Corriere. Siamo tornati sul quotidiano Il Giornale, mentre vi ricordo che qualche minuto prima delle 9 avremo il Qui Parlamento, ci collegheremo per parlare del ricordo di Pierpaolo Pasolini e poi, novità delle novità, dopo le ore 9, e non ve lo dico chi arriva, non ve lo dico, non ve lo posso dire, non ve lo posso dire e non ve lo dico. Accoltellata senza motivo, sbandato preso dopo 11 ore, ma soprattutto l'intervista a Flaminio Squazzoni. E chi è? È il sociologo della statale. Abbandonati e soli, la violenza usata per regolare i rapporti sociali. E il sociologo della statale dice però che non serve l'allarmismo, ok? Non serve l'allarmismo. E allora il quotidiano Il Giornale a pagina 3 parla proprio di quello che purtroppo, spiace per il sociologo, è un allarme sicurezza. Record reati di strada, soprattutto a Milano. Il rapporto del Sole 24 Ore sulla criminalità, 2,4 milioni gli illeciti più 16% i minori denunciati. I casi di abusi sessuali sono aumentati del 7,5% rispetto all'anno scorso. Le città con più richieste di intervento: Roma, Bologna, Rimini, Torino. Chiaramente andate a vedere, chissà chi mai sta amministrando queste città. Parte la corsa alle firme e nel primo sondaggio il sì è già in pole position con il 56%. Si sfalda pure la compattezza dell'opposizione. L'ala riformista del PD vuole un dibattito nel partito e Violante, retroscena di Augusto Minzolini, ridicolizza gli allarmi, riecco il fascismo. C'è una sinistra garantista ex PC che nega la propaganda sul PM succube del governo. L'ex ministro Finocchiaro: a me la Meloni piace, un vero dirigente politico. Fronda pro riforma da Petruccioli a Morando. Augusto Minzolini e il suo retroscena quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Altra bordata interessante sul fronte referendum con Filippo Facci a pagina 8. Non lo sanno, ma l'Associazione Nazionale Magistrati si scioglierà. Già, con la separazione delle carriere l'associazione non potrà più rappresentare giudici e PM, ma dovranno esserci due associazioni. Il sindacato delle toghe dovrà rifondarsi e diventare una parte sociale e non più come ora un contropotere. La transizione per legge durerà al massimo un anno.
Un riquadro con Crosetto sull'aumento delle spese militari. Investiamo perché siamo preoccupati. Dobbiamo prepararci in modo serio a dover difendere il paese. Belle parole di Crosetto. È finito il tempo di dover edulcorare le parole. Hai visto? Mettiamola lì dura la situazione. A parlare il ministro Crosetto nel corso della presentazione del primo calendario della difesa. I tempi sono molto cambiati. La difesa ha il compito di programmarli per affrontare tutti gli scenari. Non siamo ancora all'altezza di farlo. I tempi però non li decidiamo noi, non dobbiamo investire in difesa perché ce lo chiede la NATO, ma perché siamo preoccupati. Dobbiamo colmare il gap sempre più velocemente. Crosetto mi sembra chiaro. Che ne pensate voi? Tanto per dire, chiedo per un amico, 34067 09 659. Segnatevi, se non l'avete ancora memorizzato, questo numero in qualunque momento del giorno o della notte. Questa è Radio Libertà. Potete dire il vostro parere. 34067 09 659. A pagina 9 è particolare questa cosa, insulta Mattarella ma si occupa dei diritti della persona. La femminista è vicepresidente dell'intergruppo parlamentare a guida 5 Stelle, ma definisce il capo dello Stato un vecchio di M. Domenico Di Sanzo oggi, solo sul quotidiano Il Giornale. Interessante. Giro di nuovo la pagina e mollo il Giornale, certamente. Prima della pausa vado su Repubblica. Crollo nel cuore di Roma, operaio muore dopo 11 ore. All'interno, la beffa di Zakharova. Con i soldi a Kiev l'Italia cadrà a pezzi. Nuovo attacco della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Se sperperate le vostre risorse per aiuti militari, l'economia crollerà. Attention my friends, siamo su Repubblica, in taglio basso c'è Salvini. La frase di Salvini, riportata grazie all'immancabile Matteo Pucciarelli. Cosa ha detto Salvini su questo? Non li si può finanziare per i prossimi 50 anni. Parlando dei finanziamenti che stiamo dando all'Ucraina. La Farnesina convoca l'ambasciatore, parole squalide e preoccupanti. Il PD ci offendono da tempo, silenzio dai 5 Stelle. Quelle di Maria Zakharova sono parole squallide e preoccupanti, confermano l'abisso di volgarità in cui è piombata la dirigenza di Mosca. Nessuno in Italia, proprio a nessuno, sarebbe mai venuto in mente di gioire, di speculare su un incidente, una tragedia in cui siamo ancora tutti coinvolti, il crollo chiaramente della torre, tutti coinvolti come popolo italiano. Questa è la durissima reazione della Farnesina di fronte alle parole della portavoce del Ministero degli Esteri russo, con il ministro e vicepresidente del Consiglio Tajani, che poi a margine di un evento pubblico sottolinea come stiamo dalla parte dell'Ucraina, ma non per questo abbiamo fatto mancare la nostra solidarietà quando c'erano problemi per il popolo russo. Pretendiamo lo stesso rispetto da persone che evidentemente il rispetto non sanno che cosa sia. Non solo questo, però, il Ministero degli Esteri, rispondendo alle sollecitazioni dell'opposizione, ha anche convocato l'ambasciatore russo in Italia. Non è la prima volta e forse non sarà neanche l'ultima, considerato che Paramonov una volta richiamato di fronte ad altre scorrettezze istituzionali ha di fatto poi sempre ribadito la linea del Cremlino. E cosa può fare? Quello del Cremlino in Italia, cioè l'intenzione del governo è comunque quella di trasmettere l'indignazione dell'Italia per la chiara provocazione di fronte a una tragedia. A questo giro anche Matteo Salvini è stato costretto a intervenire. Quando c'è un operaio ancora sotto le macerie, quando ci sono dei feriti, diciamo che bisogna stare vicino ai soccorritori, portare silenzio e rispetto. Quindi di politica estera parleremo da domani in avanti. Il leader della Lega, sempre più morbido con la Russia di Vladimir Putin e spesso silenzioso quando c'è di mezzo Mosca, aggiunge: sicuramente mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina è una priorità e sicuramente non possiamo andare avanti per altri 50 anni a mandare soldi e armi all'Ucraina. Questo è fuori dubbio, spiega il vice premier parlando alla puntata di 5 minuti ieri su Rai 1. Come era prevedibile, le dichiarazioni provocatorie di Zakharov hanno scatenato reazioni di sdegno trasversali.
da sinistra, ma non dal 5 Stelle, come da destra. Sono anni che vengono tollerate uscite improvvide e offese al nostro paese da esponenti del governo russo, si lamenta la capogruppo PD alla Camera Braga, eccetera, eccetera, eccetera. Qui Parlamento. Presidente, tra pochi giorni ricorre il 50° anniversario dell'uccisione di Pierpaolo Pasolini, probabilmente il più grande intellettuale del dopoguerra italiano, un uomo straordinario, unico, un grande poeta e anche un grande letterato. Perse il fratello, pur essendo comunista, per la furia omicidia dei titini. Omosessuale, fu per questo espulso dal Partito Comunista. La sua visione filosofica e sociale è ancora oggi un incredibile strumento di lettura della realtà. Fu lui, lo ricordiamo, a intervenire sul Corriere della Sera dopo i fatti di Valle Giulia, prendendo le difese dei poliziotti, chiamandoli figli del popolo. Fu lui a prevenire lo stragismo come strategia della tensione. Fu sempre lui a mettere in guardia dal fascismo antifascista. E fu sempre Pasolini a descrivere l'implosione di una società consumistica, richiamandoci tutti ai valori della tradizione. Straordinario regista, sulla sua morte aleggia ancora tantissimi dubbi che dovrebbero finalmente essere chiariti, ma il suo pensiero attuale, moderno, profetico. Pasolini ci richiama al dovere di privilegiare l'umanità nei rapporti, a considerare la bellezza delle emozioni semplici. Ha una religiosità tutta laica che ancora oggi ci commuove. Pasolini è nel pantheon dei grandi italiani, ma merita di esserlo ancora di più nelle scuole, nelle università, tra i giovani. E nel suo ricordo ci inchiniamo ricordando la grandezza di un pensiero immortale. Pasolini fu un uomo contro la destra, certo, ma anche contro le certezze autocelebrative della sinistra, contro l'idea di un intellettuale organico al partito, contro il conformismo ideologico e contro ogni appartenenza che soffoca la libertà di giudizio, una libertà che difese a costo della solitudine, del conflitto e anche dell'isolamento. Pasolini vide prima di molti con lucidità profetica la trasformazione profonda dell'Italia, vide un paese travolto da un consumismo omologante, capace di uniformare coscienze, desideri e linguaggi, denunciò l'illusione del benessere come forma di dominio più penetrante, più pervasiva e più brutale, perché ammantata di perbenismo borghese, di televisione rassicurante, di verità prefabbricate da imbonitori mediatici. Oggi, celebrando Pasolini, non celebriamo un'icona immobile, celebriamo la forza della critica, il coraggio della solitudine, il valore di una parola che non si lascia addomesticare dalla moda e dai soldi. In un tempo in cui l'omologazione assume nuove forme e noi ne conosciamo tante, più seducenti e più invisibili di quelle che Pasolini denunciò, la sua attualità colpisce, interroga. La libertà intellettuale, quella vera, quella che costa, resta un patrimonio fragile da difendere ogni giorno. A 50 anni dalla sua morte noi celebriamo non solo un mito, ma riconosciamo un esempio, la voce di un uomo che ancora oggi ci chiede il coraggio di pensare. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Come cowboy davanti al fuoco, siamo qui, la tenda è già piazzata là, il sole nascerà, parleremo di noi, è una bella sensazione. Con la chitarra è pronta una canzone. Siamo noi, quei due ragazzi
che vedi in quella fotografia. Siamo solo un po' cresciuti e comunque sia. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, come cowboy davanti al fuoco. Che senso di libertà, il fuoco ancora acceso, e forse anche per noi è giunto il momento della riappacificazione. E comunque sia, davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore. Si chiama Alessandro Villa, lo conosciamo bene, scrive canzoni, testi bellissimi, una piccola disabilità gli dà una forza ancora più grande. Davanti al fuoco, questa è la sua ultima canzone. Alessandro Villa si fa chiamare certamente in modo differente, ma è sempre Alessandro Villa. Basta cercarlo semplicemente su YouTube e vi salta fuori, anche se scrivete Villa Lenotti, minimo. 4 minuti dopo le 9 del mattino, buongiorno da Sammy Varino e attenzione, ve l'ho detto che avremmo avuto una sorpresa quest'oggi, ma chi mai ha in diretta quest'oggi Sammy Varino e la sua rassegna stampa? Lo amiamo! Alberto Acerbis, ciao! Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! E perché è diventato uno scioglilingua questo Lo amiamo? Alberto, tu non lo sai, ma si sono fatti la clip da mandare sui telefonini con la mia voce che dice Lo amiamo. Dio, no, allora devo dire due cose. Innanzitutto non ho quasi mai il tempo di ringraziare. Allora, vedete, quando si parla di marketing, faccio un piccolo preambolo, Sammy. È facile vendere, uno vende una volta, vende due, la terza e diventa complicato. Come dicono a Brescia, no? Un'ultima la fa tutti, un'ultima la fa Argu e un'ultima la fa nessuno. Nel senso, una volta mi fregano tutti, 2 volte mi fregano alcuni, ma la terza volta non mi frega nessuno. Perché dico questa? Perché noi della Acerbis partiamo da un presupposto. Italianità, genuinità, amore per il territorio, amore per le tradizioni, amore per la terra, e da lì non può che nascere un frutto meraviglioso che diventa olio Acerbis. In questo periodo, Sammy, tu che ti piace stare seduto lì bello pacerotto alla radio, ti porterò con me in campagna perché è dell'aura, c'è da lavorare, siamo in piena campagna. Sapevo che c'era la fregatura qua. Ecco. Stiamo raccogliendo le olive ed è un momento per chi ama l'olio extravergine di oliva, quello vero, quello italiano, quello che nasce da un frutto sano, raccolto giusto punto di maturazione, portato al frantoio entro a far tanto le 4-5 ore l'olio Acerbis. Vi dico 2 dati perché la gente deve saperle. Quest'anno un po' a macchia di leopardo. Diciamo che qua sul Garda non grandissima quantità, ma un frutto straordinario. Le acidità si sono attestate allo 0,3%, quindi un'acidità molto bassa. Insomma, se gli amici di Radio Libertà vogliono prenotare l'olio Acerbis in novello, quello che adesso sta scendendo al frantoio, per novembre o per dicembre, io questi 2 mesi vi fermo il prezzo. Quindi attenti amici. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis. A casa vostra non pagate il trasporto, va prenotato perché non è un olio da supermercato. E si prenota in 2 modi, o chiamando 030 68 40
408 oppure visitando la nostra pagina olioacerbis.com, capito? Quindi anche per gustare, che adesso è il top, adesso l'olio extravergine di oliva è sempre buono, noi poi lo mettiamo in cisterna con temperatura controllata, ma è al massimo della sua espressione, sia chimico-fisica che organolettica, quindi gusto e proprietà. Finisco ricordando alle amiche e agli amici che l'olio extravergine di oliva è considerato un nutraceutico, vuol dire che nell'essere consumato fa parte di quei prodotti che fanno bene anche alla salute. Insomma, come Radio Libertà, nell'essere ascoltata fa bene anche al cuore. Dico bene o dico male, Sammy? Dimmi te qualcosa. No, è tutto vero. Non ho capito l'ultima nutraceutico. Come parli? Nutraceutico, ci sono dei prodotti signor... che sono importanti, che nell'essere consumati hanno delle grandissime proprietà. L'olio extravergine di oliva, nelle proprietà che ha, combatte il colesterolo cattivo, favorisce quello buono, fa bene combattere le malattie cardiovascolari, come fa noi. bene alla pelle, fa bene... Come noi di Radio Libertà siamo anche noi nutraceutici. Bravo, si riata un po', pian pianino ci arriviamo. Senti allora, Alberto, ma aspetta un po'. 030 68 44 Allora 08. ripetiamo bene il numero, perché siamo in diretta alle 9:08 minuti primi. Uno dice: ma se chiamo adesso mi risponde qualcuno? Noi Ci siete? Qui. Siete aperti? No, fermo Sammy, fermo. Alcola molta. Guarda che io ho fatto l'alpino, sono sempre in trincea, quindi qui risponde sempre qualcuno, sempre. Dallo tu il numero. Io non lo so, lo devi dire tu. Non lo sai. 030, scrivilo, fatti un tatuaggio sulla pelle. 030 68 40 4 08 oppure olioacerbis.com. Vi lascio con un detto che diceva il mio nonno, poi vi lascio a tutta la bella informazione della musica. Il mio nonno diceva, poi ve lo dico in italiano, ve lo dico in francese: Alberto, ricorda sempre che l'olio bu è vegano, ossia ormai. Alberto, ricordi sempre che l'olio buono viene a casa. Signori, vi voglio bene! Grazie Alberto, lo sappiamo tutti ormai questo detto, e tuo nonno è diventato famoso nei secoli dei secoli. 030 68 44 08. Grazie ad Alberto Acerbis. Se non ci credete, chiamate in questo momento e gli dite: oh, ti ho appena sentito su Radio Libertà. Grazie ad Alberto. Ciao, un abbraccio. Vedi, questa è la sorpresa del Sammy Varina, anche perché è diventato un cult della nostra radio fin dai tempi di Radio Padania Libera. Alberto Acerbis ci ha sostenuto ed è una tradizione anche pensare ai prodotti genuini, sapendo quello che ci aspetta. Sapete bene che nei prossimi mesi saremo inondati da prodotti del Sud America. Non voglio fare il terrorismo, ma sarà un casino, perché sceglieremo quello che costa meno e ci mangeremo delle porcherie pazzesche. Tra poco apro le linee, ma devo ancora tornare sul quotidiano La Repubblica, perché si ritorna alla notizia del giorno, quella che vi sta facendo arrabbiare: la mancanza di sicurezza nelle grandi città, il rifiuto dell'esercito, perché per i sindaci sarebbe un po' come arrendersi, calare le braghe, chiedere aiuto allo Stato, al governo, alla Meloni, a Salvini, capisci? Accoltellata senza movente, grave una donna a Milano, l'aggressore preso in hotel. E attenzione, Repubblica, chi intervista quest'oggi? Intervista, e chi è questa qua che intervista? La criminologa, psicologa e criminologa. E cosa dice la psicologa e criminologa? Arma facile da trovare, fa sentire più forti. Attention my friend, perché la sinistra tra le belle idee avrebbe quella di vietare i coltelli, che te l'ho detto, facciamo come gli Hare Krishna al ristorante, che a Ribò si mangia benissimo, tutte cose fatte in casa, pane fatto in casa, sì, da bere non c'è un granché bene, però vabbè, ormai io sono astemio, quindi cosa me ne frega. I coltelli vietati, non si usano più coltelli. Che fai? Usi il coltello, vergogna. Economici, facili da trovare in casa o acquistare online senza licenza, semplici da nascondere, così i coltelli spuntano ovunque, nelle risse, nelle rapine, nelle aggressioni, nei femminicidi, nelle piazze del centro e in periferia, infilati nelle tasche per status, per sentirsi più forti, per essere, per protezione.
per minaccia. Così parla oggi su Repubblica Famiglia Bolzan, psicologa e criminologa, senza che si abbia la percezione della letalità. E la domanda è proprio questa: come mai nelle cronache c'è questa prevalenza di armi bianche? Perché soprattutto in contesti non legati alla criminalità organizzata sono immediatamente disponibili, occultabili, non richiedono porto d'armi per l'acquisto, anche se girarci senza giustificato motivo è vietato. In questo senso la scelta delle armi bianche riflette più la disponibilità e il contesto che un'unica causa psicologica. In molti casi di omicidio la letteratura evidenzia proprio la combinazione tra la disponibilità immediata dell'arma e situazioni impulsive o lungamente conflittuali, soprattutto in ambito domestico. Chiaramente non vogliamo ripensare, ma ci ripensiamo alle decine di coltellate inferte a donne per ammazzarle. Paginone a pagina 20 del quotidiano Repubblica su questa cosa, mai che venga neanche sfiorata l'idea di mettere un po' più di esercito nelle piazze. Il Massimo Pisa, il collega Pisa, parla del personaggio che ha colpito, l'ex programmatore aveva già colpito, era in cura psichiatrica, questo Vincenzo Lanni aveva ferito 2 pensionati a Bergamo, gli fu riconosciuta la semi-infermità mentale. Giro di nuovo la pagina e vado su Il Quotidiano, che mi manca alla mia raccolta. Libero oggi parla del braccino corto della legge. Che figura, i giudici che litigano per 20 euro. L'ANM lancia la colletta contro il governo, ma è un flop. Le toghe rifiutano di sborsare cifre importanti per la campagna sulla riforma e così si ricorrerà ad alcuni sponsor. La Corte che non diffonde le registrazioni delle sedute sul ponte, che in teoria sarebbero pubbliche, e poi naturalmente coltellata e fuga preso grazie alla gemella. Pietro Senaldi si occupa, per fortuna, della città allo sbando e perché il PD ha paura della sicurezza. Oggi sul quotidiano Libero. L'intervista con Giovanni Pellegrino, le carriere separate erano una proposta della sinistra italiana. L'ex senatore dei DS dichiara: nella bicamerale di D'Alema fu nostra l'idea della riforma. Se le urne diventano un quesito su Meloni, rischio sconfitta. Fatto sta, dice Giovanni Pellegrino, un pilastro della storia parlamentare, la separazione delle carriere tra PM e giudici l'avevamo voluta noi di sinistra. E un bel paginone da leggere davanti al vicino di casa comunista. Nasce il gruppo riformista per il sì al referendum. E poi, in taglio basso, Andrea Valle parla di Salvini, che dice: anche nei tribunali chi sbaglia deve pagare. Il vice premier: serve una giustizia veloce che non metta in galera le persone sbagliate. Sul ponte andremo avanti. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini tira dritto sulla riforma della giustizia in vista del referendum. Ospite di Bruno Vespa nella trasmissione 5 minuti, ha parlato della campagna in vista del voto popolare. Scontri sulla separazione delle carriere? Spero di no, perché è giusto avere una giustizia più veloce che non metta in galera le persone sbagliate, ha detto ieri il leader della Lega. Più di 31.000 persone negli ultimi anni sono gli italiani finiti ingiustamente in galera e nessuno paga. Anche in tribunali chi sbaglia deve pagare, come accade a tutti gli altri lavoratori. Questo ed altro, signori, oggi sul quotidiano Libero, con l'intervista a Matteo Salvini. Interessante anche la pagina 10, una proposta di legge salva poliziotti, basta indagare chi si difende. Fratelli d'Italia chiede lo stop all'iscrizione automatica nel registro degli indagati per chi usa legittimamente le armi. I PM avranno 7 giorni per valutare la condotta dell'accusato ed evitargli l'agonia
mediatica. Anche sul quotidiano Libero il paginone con la classifica del Sole 24 Ore: Milano capitale del crimine, stupefacenti, boom a Roma. Nel capoluogo lombardo il 55% delle denunce è verso stranieri. Torino è la città con più danneggiamenti. Firenze in forte crescita, le rapine. Come siamo arrivati a questo punto? Perché la sinistra ha paura di parlare di sicurezza. Pietro Senaldi, signori, un paginone imperdibile quest'oggi sul quotidiano Libero, e naturalmente chiedo a voi un vostro parere inviando WhatsApp al 340 67 09 659 o restando in linea se vi siete già prenotati allo 029294 7222. Non riagganciate, pochi minuti e sono da voi. Il tempo di passare a pagina 14, pagina 14 di Libero, perché Lorenzo Mottola ci segnala questa strana ricetta piddina per evitare le aggressioni: mettere al bando i coltelli. Cioè i Dem accusano l'arma invece dell'uomo. Sì, ancora lame, ancora violenza. Il ministro Piantedosi venga subito in aula a rispondere se hanno un'idea, una strategia su questa piaga. Abbiamo una proposta di legge sui coltelli. Discutiamola con urgenza, non facciamo finta di non vedere. Insomma, mentre gli inquirenti ancora davano la caccia all'aspirante killer in piazza Gaio Lenti, e che ha cercato di uccidere una donna in pieno giorno alle 9 del mattino, gli Sherlock Holmes della sinistra italiana avevano già risolto il caso. La colpa non è dell'uomo, ma del coltello. Questo almeno è quanto parrebbe di intuire leggendo quanto pubblicato su X ieri dal collettivo NomFup, che fa capo al senatore Dem Filippo Sensi, già portavoce della Presidenza del Consiglio, e che sembra riferirsi a un disegno di legge presentato la scorsa primavera da niente poco di meno che Deborah Serracchiani. Una proposta che il centrodestra ha ignorato, e chiedetevi perché. Abolire i coltelli, vai. Signori, state in linea, tra poco arrivo da voi, perché non posso fare a meno di ricordare pagina 16, il quotidiano Libero: il Pentagono ha già un piano, Trump prepara un blitz in Nigeria per fermare la strage dei cristiani. Solo Trump si preoccupa di questo. E poi a pagina 17, oggi un vertice, anche qui non ne parla nessuno, ci sarà un vertice sul futuro dell'integrazione europea. L'Europa allargata è già un fallimento. Ufficialmente i candidati a entrare in Unione Europea sono 9, ognuno dei quali avrebbe diritto di veto per bloccare Bruxelles. Chi bussa a sto portone? Ucraina, Moldavia, Turchia, Georgia, Serbia, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania. Ecco le possibili nuove entrate in Europa. Chiaramente tutti stati da mantenere. Ultima segnalazione, oltre a Libero Milano che dice furti e rapine, Milano è medaglia d'oro. E vai, a 90 giorni dalle Olimpiadi il primato della criminalità è proprio Milano. Divertente invece su TV8 l'ultimo fenomeno comico, a pagina 29 di Libero si parla della parodia di Alessandro Betti, che è un po' anche la vita quotidiana di noi uomini in tutte le famiglie. Al Jalapa Show su TV8 la bella parodia di Alessandro Betti racconta il maschio moderno, un debole destinato all'umiliazione. Sì, patriarcato? Ma quale patriarcato? In televisione spopola l'uomo zerbino che si arrende alla donna su qualunque cosa, basta farla contenta, e a volte ci si guadagna anche qualcosa. Apro le linee, dai, 0292947222. Uomini zerbini, fatevi avanti, ma anche voi donne matriarcali, vi amiamo. Pronto?
Sì, pronto, mi senti? Ciao, Ciao, buongiorno. Allora, dopo 3 anni e mezzo siamo ancora pieni del politicamente corretto, oppure detto anche imbecillità. Allora, ieri sera, accendendo la TV alle 19 su Rete 4, danno la notizia dell'accoltellamento della ragazza a Milano. E cosa fanno? Mettono la foto della ragazza e oscurano quella del criminale che era ancora in fuga. Invece di farlo vedere per intero, no, lo nascondono e questo qua non era ancora stato trovato. Quindi quello che ti voglio dire, l'unico che si è occupato un po' della sicurezza è stato Salvini, povero, che è ancora sotto processo. Cerchiamo che la Lega inizi a fare un po' di casino dentro questo governo e finiamo di fare i lecchini, dai, di questi sionisti e della NATO. Ciao! Grazie. Chiamate 0292947222. Questo è il vostro momento per entrare in onda e dire la vostra su qualunque argomento vi abbia colpito. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amante. Buongiorno. Un accenno al D'Alema e il consiglio di Paietta, testimonianza di quanto sono bugiardi i comunisti. Cioè tu in comizio di qualsiasi cosa, basta che credano gli altri, non crederci tu, quindi puoi mentire finché vuoi. Ma io non volevo parlare di questo, volevo parlare del fenomeno del comunislamismo, cioè la saldatura di certa parte, forse anche di quasi tutta la parte della sinistra, con l'Islam, cioè quella parte di sinistra che crede ancora alla lotta, alla rivoluzione del proletariato, che non può essere più fatta dagli occidentali, perché gli occidentali hanno paura di morire, perché noi oggi non andremo in guerra neanche se ci invadessero, perché abbiamo paura di morire, mentre i musulmani seguono quello che diceva Sun Tzu. La guerra la si vince prima nel tempio e poi sul campo, come dire, tu ci devi credere, se muori andrai in paradiso e quindi sei pronto a morire perché sei morto per una cosa superiore. Quindi la saldatura con l'islamismo è fondamentale per la sinistra, perché loro sono pronti ad andare a rovesciare le città, a farsi del male, a farsi ammazzare, perché tanto avranno il paradiso. Quindi, morale della favola, signori, c'è da temere quello che sta accadendo e lo vediamo, perché oggi quelli di sinistra ci vengono a dire aboliamo i coltelli, ma non aboliamo tutta quella serie, anzi promuoviamo tutta quella serie di atti eversivi pur di dare fastidio e magari far cadere il governo. E da qui c'è il Rave Party che naturalmente è contro il governo, c'è l'Annun che a Milano, fregandosene del Daspo, è andato a sproloquare dicendo che bisogna ammazzare. Tutto quello, anche le case, che ovviamente la nostra parlamentare, la Salis, che va a dire che è giusto perché la proprietà privata è un crimine. Tutto ciò che è eversivo ormai la sinistra lo promuove come una cosa normale, e quindi anche il comunislamismo, cioè l'accordo con l'Islam, perché fa comodo alla lotta e alla rivoluzione del proletariato. Poi se metteremo la mezzaluna del collo al posto della croce, tanto alla sinistra cosa gliene frega, non credono in nulla. Ciao. Grazie caro, e prepariamoci perché a New York pare che sia in vantaggio il candidato socialista e musulmano. Restate in attesa, chi ha chiamato 0292947222 resti in attesa, perché il quotidiano La Stampa oggi ha come titolo principale grandi opere a rilento, o domani glielo dico a Morelli, il piano contro i veti. Il Ministero di Salvini vuole snellire le autorizzazioni di sovrintendenze ed enti ambientali, cioè come fosse una denuncia, capito? Oh, cosa vuole fare il Ministero di Salvini? Snellire le autorizzazioni di sovrintendenze ed enti ambientali, ma così bello andare lento. Non sparla. La Stampa anche di sfratti e morosità, 1 miliardo di costi per i proprietari solo nel 2024. Immediatamente e velocemente vi porto all'interno, perché a pagina 6 La Stampa ha un articolone doppio pagino su sottosfratto. Fratelli d'Italia rilancia il progetto per accelerare il rilascio degli immobili da parte dei morosi.
Piano della Lega per sgomberare le occupazioni abusive anche per seconde e terze case, signori, assolutamente un paginone da leggere. Penalizzati ancora i cittadini più fragili, in Italia troppo pochi gli alloggi sociali, denuncia il quotidiano La Stampa, e nella pagina 8 si parla del piano grandi opere e che la Lega vuole rivedere poteri e procedure degli enti di vigilanza per accelerare sulle infrastrutture. Parla il sottosegretario Alessandro Morelli, dice serve una cabina di regia, basta veti che fermano i cantieri, a pagina 8 del quotidiano La Stampa. E poi domani, se lo abbiamo in diretta, chiaramente avremo modo di sentire qualcosa di più. 0292947222, chi c'è in linea? Pronto? Tocca a me. Ciao, Sì, buongiorno. Ciao. Allora, io ti parlo dall'aldilà perché dovremmo già essere tutti morti. Ieri c'era mica, non hanno mica annunciato urbi e torbi che ieri doveva iniziare la guerra mondiale, Putin doveva mandare i droni. È già la seconda volta che ti parlo, perché 4 anni fa un deficiente aveva detto che noi Novax, quelli che non avevano fatto il vaccino, morivano e facevano morire. Ieri doveva iniziare la guerra mondiale, quindi io ti sto parlando come una che è già morta 2 volte per i propagandisti, no? Che dicono le minchiate. Allora, grande onore alla Maria Zakharova che ha detto la pura e semplice verità. Ma dato che in questo governo, che non ha differenza fra destra e sinistra se non nelle piccole cosucce, infatti si vede come sta andando il paese, no? Accoltellamenti. Dov'è il governo? Dov'è la destra? Destra, come dice quella della 7 che fa la trasmissione 8:30. Destra, dove cavolo è? Grande Maria Zakharova, invece di continuare a dare i soldi a quel cocainomane sfranto che vive a Kiev e ad ascoltare quella baldracca che c'è su in Unione Europea. Basta, okay? censuriamo, dobbiamo moderare i termini, siamo comunque una radio pubblica. L'ultima chiamata è caduta e allora sto per andarmene per l'ultima segnalazione dal quotidiano La Stampa, ma oggi ne parlano tutti i giornali, parlano della sindrome del sopravvissuto. Che siamo un po' tutti sopravvissuti a qualche cosa, qualche dramma, qualche malattia, qualche guaio, qualche incidente, ma questo era un incidentone. Si parla con l'unico passeggero scampato alla catastrofe dell'Air India, dove sono morti in 241 nello schianto dell'aereo nel giugno scorso. Ora è in stress post-traumatico. Sono l'uomo più fortunato al mondo, ma soffro. Ero vicino di posto a mio fratello. Si è salvato perché si è buttato fuori, era vicino proprio alla porta d'emergenza, il portellone d'emergenza dell'aereo, si è buttato fuori prima che esplodesse tutto quanto. La sindrome del sopravvissuto, a pagina 14 del quotidiano La Stampa, ma su gran parte dei quotidiani parla questo uomo che è vivo, ma vive nel rimorso di essere l'unico sopravvissuto. Qui Sammy Varin, che non può che ringraziarvi per il vostro grande apporto in questa rassegna stampa. Se mi avete scritto messaggi, restate lì, perché io torno alle 11 e li leggo tutti quanti. A più tardi.